I giorni passano e non c'è verso di sapere quando si andrà al voto per regione e comuni. L'incertezza tiene sotto scacco anche la riapertura delle scuole e il presidente Zaia parla di una sceneggiata. È un sistema da trovare scuse. Guardate che qui il peccato originale c'era chi ci ha messo in piedi questa sceneggiata della fissazione della data del voto e ancora tutt'oggi in Italia non si sa, punto. I governatori hanno già sollecitato il governo a dare risposte, ma la situazione è immutata. Abbiamo scritto a Mattarella, abbiamo scritto al Parlamento, abbiamo riscritto, addirittura hanno detto che erano d'accordo con noi con le date, sono stati smentiti direttamente dal Presidente Bonaccini che ha riscritto a nome della conferenza. Allora, a noi risulta che lunedì o martedì al massimo si chiuda sta roba. Speriamo che oltre alla finestra ci sia qualcuno, pur non avendo, come si può dire, il Parlamento legittimazione giuridica per fissare la data, ma che ci sia almeno un ordine del giorno votato da qualcuno, una mozione di le facciamo il 20, le facciamo il 26, il 3026, non lo so, ci dicano quando le vogliono fare, perché a tutt'oggi noi non sappiamo nulla e che non si entri nel loop di dire abbiamo fissato la finestra, ci vediamo dopo le ferie.